I risultati di un partito non sono sulla soddisfazione degli iscritti, ma sono sul risultato vero che gli elettori danno alle elezioni. Se si perdono le elezioni, gli iscritti possono essere i più contenti di questo mondo, ma questo partito ha fallito. Non usa mezzi termini Giancarlo Piva, sindaco di Este, candidato alle politiche per il Partito Democratico ed esponente di spicco dei renziani del Veneto. Chi amministra la cosa pubblica, un partito, si deve assumere le proprie responsabilità e questo va fatto anche in regione, dopo l'esito del voto a dir poco deludente. I risultati del voto certamente non ci hanno premiato né rispetto alle aspettative né rispetto al passato. Un partito che in Italia è passato dal 34% al 25% credo che debba farsi delle domande. Dubbi e incertezze che valgono anche per le primarie. Fiore all'occhiello di Bersani e dei suoi dirigenti, su cui i renziani sollevano nuovi punti di domanda. Da rivedere sono le regole che ci diamo per fare le primarie. Se vogliamo fare delle primarie dovremmo farle seriamente. Farle seriamente vuol dire che se facciamo delle primarie aperte ai cittadini devono essere aperte. Non possiamo mettere lacci, lacciuoli e vincoli tali per cui alla fine o sei della struttura o a queste primarie non partecipi. Ma prima del Partito Democratico e del suo dialogo interno vengono i cittadini. Risposte chiare alla gente, tempi certi, sostiene Federico Vantini, renziano, sindaco veronese di San Giovanni Lupatoto. Basta tentennamenti e si cerchi la strada per fare un governo, lo rincalza Piva, poi subito il congresso. Se non sarà l'autunno potrebbe anche essere prima, ma in ogni caso io credo che lì si giocherà anche il ruolo di questo partito in Italia.